Favara oggi rende omaggio a un suo illustre figlio, medaglia d'oro al merito civile, oltre che giusto tra le nazioni. Sì, abbiamo ritenuto opportuno come amministrazione, ma anche su proposta dell'allora Istituto Marrone, di dedicare una piazza importante al nostro concittadino. Lo scopo alla fine del comune, della fondazione, è quello proprio di far conoscere questa figura e, come dicevo poco fa, rendere qualsiasi cittadino che abita su questa piazza orgoglioso di abitare in piazza Calogero Marrone. Giusto tra le nazioni, medaglia d'oro a valor civile, partigiano, una figura che tutto il mondo apprezza, che a Varese ha dedicate vie, murales, nomi sulle parti più importanti della città. Favara non poteva che rispondere in questo modo, quindi stamattina inaugureremo ufficialmente questa piazza e poi continueremo con la nostra opera per far conoscere questa figura in tutta la Sicilia, ma soprattutto a noi favaresi. E proprio per questo nasce la Fondazione Calogero Marrone. Nasce proprio con questo scopo, quello di poter veicolare il nome, ma soprattutto per parlare di alcuni temi che oggi i ragazzi tendono a dimenticare: la Shoah, la lotta di liberazione, il sacrificio dei partigiani, perché, ripeto, non dobbiamo dimenticare che Marrone è stato innanzitutto un partigiano. Tramite questi temi facciamo riscoprire questa figura importante per rendere tutti orgogliosi di questo nostro concittadino. Favara e Varese gemellate nel nome di Calogero Marrone, doppio orgoglio per te che sei nativo di Favara ma anche consigliere comunale a Varese. Grande emozione per me da cittadino nativo di Favara, molto legato alla mia terra. Ho ripercorso la stessa strada di Calogero Marrone, andato via da Favara per lavoro. Calogero Marrone è stato un eroe nella città di Varese. Calogero Marrone ha dato la sua vita per salvare tanti ebrei dal nazifascismo. Varese e Favara si uniscono nel nome di Calogero Marrone. Si è lavorato, si è arrivato all'iter, alla conclusione dell'iter del gemellaggio tra Favara e Varese. Tante manifestazioni sono state fatte su Varese, l'intitolazione di una strada, murales da parte degli studenti di una scuola di Varese. Favara oggi riconosce Calogero Marrone con l'intitolazione di una piazza, di una grande piazza di Favara. L'Ampi sicuramente orgogliosa di una piazza e di un monumento dedicato a Calogero Marrone, anche lui partigiano, anche lui eroe, anche lui giusto tra le nazioni. Assolutamente sì, noi siamo orgogliosi di Calogero Marrone, ma io un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere ai due autori che hanno scoperto Calogero Marrone, che sono Giannantoni e Paolucci. Giannantoni ha scoperto per caso nelle sue ricerche, essendo uno storico, la storia di Calogero Marrone, ne ha fatto un libro, l'ha fatto con i documenti, ovviamente ha fatto istanza per essere giusto fra le nazioni, è diventato giusto fra le nazioni e purtroppo Calogero Marrone ha dovuto dare la vita per la nostra libertà e la nostra democrazia. Un grazie a Calogero Marrone da parte di tutti i liberi cittadini.